Da Bassano avremo la possibilità di raggiungere Vicenza in metà tempo rispetto a quello che si può fare oggi. Questo avrà come produzione di scaricare la viabilità ordinaria e quindi rendere la viabilità ordinaria certamente più sicura, più adatta a trasferimenti a breve gittata e naturalmente ridurre anche, sappiamo che la riduzione della congestione riduce anche le emissioni delle polveri sottili nei centri abitati. Questa apertura è importantissima perché si apre praticamente il cuore della Pedemontana, perché è il tratto centrale, è il tratto anche più importante, uno dei più importanti. Le altre zone non è che sono tanto più indietro, nel senso che ovviamente i lavori sono partiti in contemporanea da tutte le parti e comunque anche nelle altre tratte siamo in avanzatissimo stato di realizzazione. Molte tratte sono già anche complete al 100%, non sono aperte perché non sono connesse funzionalmente con questi tratti.